Vin dice il vin conta che il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo studia. In qua abbinamenti, proviamo con abbinamenti che c'entra con San Valentin. Intanto salutiamo la nostra ospite. Ciao Angela. Ciao El Canaia, eccoci qua un'altra volta a parlare di vino. E ora, cosa ti ne parli in qua? Oggi avrei voglia di parlare a te e ai tuoi ascoltatori di abbinamenti, perché si sa, una bella bottiglia di vino va anche abbinata al piatto giusto. E se per quel che riguarda i bianchi parliamo sempre di piatti a base vegetariana, quindi comunque con verdure o con il pesce, e per i rossi si parla chiaramente di carne varia ed eventuale, dalla selvaggina a una bella grigliata mista, per quel che riguarda i vini dolci invece gli abbinamenti sono un po' più intriganti. Allora, come sai, noi siamo molto conosciuti per i vini dolci, ne facciamo 4, quindi Dindarello, che è un moscato fior d'arancio, Torcolato, che è vespaiola passita, Acini Nobili, che è vespaiola passita con la muffa nobile, e il Madoro, che è un rosso dolce, per cui di abbinamenti appunto possiamo spaziare. Possiamo andare dai classici dolci, quindi con il Dindarello magari che è un po' il più leggero, quindi dolce a base di frutta, ma perché no, anche un bel tiramisù, una bella torta con anche delle creme. Il torcolato, il mio abbinamento preferito col torcolato è sicuramente con i formaggi, e anche qui il mondo dei formaggi è molto ampio. Possiamo andare da un bel pecorino stagionato, un bel asiago, siamo qui a Breganze, quindi nella zona di produzione, proprio il piede d'altopiano di Asiago, dove si fa l'asiago, un bel asiago stravecchio, un mezzano bello saporito, oppure anche formaggi arborinati. Acini Nobili è un vino talmente ricco che va benissimo anche da solo, e se no, perché no, anche in quel caso lì dei bei formaggi saporiti, o il foie gras per un abbinamento alla francese. E il Madoro, che è Marzemino e Cabernet Sauvignon, il nome stesso dice Maculan dolce rosso, quindi Madoro, Maculan dolce rosso, dolci a base di cioccolata, oppure anche in questo caso formaggi arborinati. Però ho detto che gli abbinamenti sono anche intriganti, perché ci è piaciuto e ci piace anche osare un pochino. Per cui, che ne so, con il torcolato magari le ostriche, piuttosto che una bella tartare di gambero crudo, anche la selvaggina, perché no? E noi per questo ci siamo inventati il premio Maculan. Il premio Maculan è un concorso aperto a chef professionisti, ma anche e soprattutto a chef amatoriali, per trovare il miglior abbinamento fra un vino dolce e una ricetta salata. Per cui si possono inviare le ricette, e una commissione fatta da un giornalista, il padre che si è inventato il premio, e un esperto gastronomo e un cuoco stellato faranno la selezione delle ricette. Verranno selezionate 4 i finalisti, che verranno qui in cantina da noi a preparare le ricette per una commissione di circa una ventina di persone. Quella sera verrà decretato il vincitore, che vincerà una fornitura di vini dolci misti e un'opera d'arte in ricordo della serata. Quindi se sei appassionato di cucina, o i tuoi ascoltatori vogliono inviare la ricetta, basta che cerchino sui social Premio Maculan, oppure sulla nostra pagina Cantina Maculan tutte le informazioni, e quindi che ci invino la ricetta, e che ne so, magari qualcuno di voi potrebbe essere selezionato fra i finalisti e vincere il Premio Maculan edizione 2026. La scadenza per la presentazione delle ricette è il 1 marzo, per cui c'è ancora un po' di tempo per studiarle, per ingegnarsi, e mi raccomando, un bel piatto salato con uno dei nostri vini dolci. Ringraziamo Angela Maculan, le Cantine Maculan. A presto El Canaia, un grandissimo buon fine settimana a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Cogliamo anche il suo invito, e gli altri andiamo avanti con Garangheo e il Veneto Sebeo.